Penso che, come hai detto te, è una partita che era stata compromessa nella gara di andata. Purtroppo abbiamo subito un passivo molto pesante e quindi i ragazzi però questa sera ce l'hanno messa tutta, abbiamo dimostrato di essere all'altezza di giocare questo playoff. Magari se avessimo perso con qualche rete di scarto in meno la partita di andata sarebbe stata una cosa differente questa sera, ma loro sono molto bravi, l'hanno dimostrato anche con un uomo in meno, comunque ci hanno segnato un gol e hanno difeso bene la porta, hanno creato delle occasioni comunque importanti e questo è il calcio, la rimontata non c'è stata e quindi torniamo a casa, onore comunque al Testaccio. Sì, non siamo stati cattivi, loro sono una squadra che comunque gioca da tanti anni la Lega, conosce benissimo i meccanismi, si sa difendere bene, l'aveva già dimostrato nella gara di andata e questa sera quando si sono trovati con l'uomo in meno hanno difeso al massimo il loro vantaggio, l'hanno fatto con giocatori importanti che si sono sacrificati. Noi abbiamo provato, non abbiamo avuto fortuna, abbiamo sbagliato forse qualcosa sotto porta, ci sono state anche delle parate di Boni importanti e quindi è finita così, giustamente.